Giovanni Del Ben, è medico forense e nostro opinionista in sanità, prego. Tra gli indicatori dello stato di salute di una popolazione vi è la salute della madre e del bambino nel periodo perinatale e la percentuale di parti cesarei, ossia quelli per i quali è indicato un intervento chirurgico per estrarre il feto dall'utero. In Friuli Venezia Giulia questi indicatori testimoniano un diffuso alto livello, peraltro raggiunto anni fa e da allora mantenuto. Già all'epoca in cui lavoravo al Burlo di Trieste, l'allora ospedale pediatrico regionale, circa 35 anni fa ormai, la nostra regione si allineava su buoni livelli. Da allora molte cose sono ulteriormente migliorate. Praticamente oggi tutte le gravide possono avere gli esami di laboratorio e le ecografie che valutano lo stato di salute della donna e del feto. In particolare le ecografie morfologiche possono fare diagnosi precoci di malformazioni del feto. Con gli ultrasuoni si possono anche studiare i flussi del cordone ombelicale e quindi vedere come il feto è alimentato. Anche le indagini genetiche, fatte quando indicate e non senza senso, possono contribuire alla nascita di bambini con migliori aspettative di salute. Quando si avvicina poi l'epoca del parto, cominciano i monitoraggi periodici, quelli che si fanno con alcuni strumenti e il prodotto è un cardiotocogramma come quello che vediamo sull'immagine, che studiano sia il battito fetale che le contrazioni dell'utero, un po' due elementi importanti per la salute del nascituro. Questi strumenti proprio pensano anche di fare programmazione sulle modalità del parto e monitorano il travaglio. Tutti i punti nascita hanno la disponibilità, il bisogno di portare velocemente la donna in sala operatoria, qualora servisse. Ovunque ci sono gli specialisti ostetrico-ginecologi per l'intervento e lo specialista anestesista per fare quanto necessario per la madre e per il neonato. Al bisogno ci sono i pediatri, quindi vediamo che nella nostra regione i punti nascita sono ben attrezzati, ma abbiamo anche due importanti centri di riferimento che sono il Burlo di Trieste e Udine, dove c'è riferimento per le gravidanze a rischio e per i casi della patologia neonatale. Altri ovviamente non ne servono. Questo sistema ha dato buoni frutti e funziona. In sicurezza possiamo dire che è efficace. Forse bisognerà lavorare per qualche assestamento e portare il sistema in efficienza, con qualche ritocco. Di più non serve. Adesso mi scuso per le parolacce che uso, meglio un sano pragmatismo che la rincorsa a tecnicismi o ideologismi fuorvianti. Forse non so se la signora Maria abbia compreso bene, ma chi doveva sentire ha sentito e ha compreso. Beh, certamente, grazie a Giovanni Del Ben, medico forense e lo ripeto, nostro opinionista in campo sanità.